con il Soverato, con Lombardi in porta, Creaco, Pestic, Gustavigno e Ronaldo. Sta per iniziare, anzi è iniziata Soverato, Futsal, Cadi, Antincendi, Futura. Scopelliti ricomincia da Parisi che ha spazio, calcia forte, palo! E capitano Odierno che controlla e scarica. Onorio di prima Scopelliti a cercare Minnella, la palla rimane lì, Cividini non calcia, Minnella sì! E la sblocca subito la Futura con Minnella, 1-0 dopo 2 minuti per la Cadi Antincendi Futura. Adesso riparte il Soverato con Gustavigno, a spazio, calcia forte, Parisi c'è però e risponde sul sinistro velenosissimo di Gustavigno, sempre pericolosissimo. Adesso Onorio salta la prima pressione, salta la seconda, ancora Onorio a cercare dall'altra parte Vitigno che controlla e poggia lì per il 2-0. Facile di Cadu, sempre Cadu, resta a terra Doloranto Onorio. Stiamo un po' ad uscire la pressione, rischia tantissimo Creaco con questo tunnel e poi Onorio poi all'esterno. Onorio Ronaldo, adesso Pestic batte subito ma sbaglia, allora Cividini può ripartire sul sinistro, Cividini ragiona, calcia forte! Un gol stupendo di Carlos Cividini, l'ha portata, ha ragionato e poi ha scaricato un sinistro violentissimo. Ancora Gustavigno. Si passa dall'altra parte da Pestic, poi Creaco prova a mettere un pallone difficile, Onorio non calcia, Cadu può controllare, c'è Onorio che arriva di gran carriera, ma ancora Onorio, Cadu per Onorio che butta giù letteralmente la porta, 4-0 Futura. Ancora Minnella a cercare la corsa, anticipo di Gustavigno che poi riesce a trovare Ronaldo che si gira e calcia! Eccolo il gol di Ronaldo dopo un primo tempo difficilissimo sia per le parate di Parisi sia per una marcatura perfetta di Onorio che in questo caso però se lo lascia sfuggire. Soprattutto vuole far finire così il primo tempo. Soverato che si accontenta allora della sirena che arriva adesso, finisce qui il primo tempo, finisce 4-1 per la Cadi Antincendi Futura. In questo momento 12esima in classifica. È ricominciato il secondo tempo tra Soverato Futsal e Cadi Antincendi Futura, col possesso proprio per gli uomini di mister Martino, con Minnella, Onorio che ha fatto un primo tempo di grandissimo spessore, oltre al gol, lavoro in fase difensiva quasi perfetto. Intanto attenzione al destro deviato di Scopelliti. Onorio ha messo fallo, in questo caso Cannistrà. Si avvicina anche Onorio, è uno schema, Onorio cerca e trova grandissima giocata in questo caso della Futura, schema perfetto con Onorio che ha cercato, ha trovato Cambareri che ha riscambiato con Onorio e ha piazzato, schema stupendo. Ronaldo prova a girarsi e lo fa bene, ancora Ronaldo in velocità, c'è vicino Gustavigno, Ronaldo la porta, sterza, ancora Ronaldo sul sinistro, Ronaldo! Gol spaziale di Ronaldo, 6-2, accorcia subito le distanze con un gol da fuori classe assoluto di Ronaldo. Arrivano gli applausi anche dei tifosi della Futura. Abate, riesce ad andare, ancora Abate, in ripartenza, c'è Cambareri lì, ancora Abate, vuole fare tutto solo, vuole calciare, ha cercato di emulare quello che aveva fatto poco fa Ronaldo, ci è riuscito grazie anche all'intervento tutto sommato semplice di Parisi. Si palla sulla corsa di Cambareri che calcia col sinistro, gol bellissimo di Andrea Cambareri, palla bellissima di Cadu e sinistro all'angolino basso, non può nulla Lombardo. Onorio, Vitigno, 1 contro 1 contro Marotti, ancora Vitigno, prova ad andare, riesce ad andare, Vitigno! Gol bellissimo del numero 20, 8-2 Futura. Prova ad andare poi in velocità, ancora Vitigno, lanciatissimo Vitigno, non lo ferma nessuno, poi Cividini, a piazzare Lombardo, la palla resta lì, ancora Vitigno, non calcia, adesso sì Lombardo. Raggiungere la 15esima vittoria in questo campionato, ma soprattutto
il terzo posto momentaneo. Adesso Squillaci la sposta sul sinistro e calcia, Lombarda il palo a dire di no al numero 7. Niente male in panchina. Finisce qui, finisce 8-2 per la Cadiant Incendi Futura, che vince e raggiunge il terzo posto in classifica, aspettando ovviamente i risultati sia della Lazio che della New Taranto, che stanno giocando in questo momento, ma soprattutto del Sulmona domani.